Un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti. Una vita di emozioni trasmesse ieri al pubblico che ha affollato l'area del Tempio di Giunone. Mogol, che ha compiuto 85 anni, è in tour con il sosia di Lucio Battisti, il giovane Gianmarco Carroccia, applauditissimo ieri dopo ogni esibizione. Mogol, paroliere e vero poeta della nostra musica, crea ancora emozioni quando racconta, come ieri sera, come sono nate le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Una serata magnifica in un luogo straordinario per un grande spettacolo che non poteva trovare location migliore perché unica al mondo, come l'ha definita lo stesso Mogol. Nelle canzoni Mogol riporta le emozioni di ogni giorno, iniziando da quando era bambino, e poi quelle di un uomo la cui storia, come ha dimostrato ieri, appassiona tanto. Mi stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ho stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, mi importa tanto, non me lo dirai. Tornando a ieri sera, c'è da dire che l'unica nota stonata, un vero peccato che ancora una volta ha suscitato mugugni tra la gente, giustamente indignata, sono state le file riservate, come al solito, anche agli amici. Una vergogna intollerabile, insomma, per chi paga biglietti che non costano affatto poco.